Dalle Alpi agli Appennini, giù fino in Sila ed Aspromonte, dove si scia guardando il mare, dove si passeggia sul chilometro più bello d'Italia, sotto lo sguardo dei bronzi di Riace. La Calabria abbraccia l'Italia e si alza il sipario sul torneo delle regioni. In diretta dal Palamazzetto di Reggio Calabria, questa è Puglia Lombardia, categoria Under 17. Buongiorno Italia da Fabrizio Cantarella. E allora quasi tutto pronto per l'inizio della seconda gara della mattinata. Nella prima categoria Under 15 la Puglia ha vinto di misura sulla Lombardia con il punteggio finale di 4-3 e domani la Calabria, che riposa nella prima giornata del girone E, affronterà proprio i lombardi. Sempre gli stessi attori ma di una categoria differente, categoria Under 17. Si sfidano adesso per la prima giornata appunto tra la categoria allievi, e anche in questo caso mini girone composto da 3 formazioni. Riposa la Calabria anche qui nel girone E e affronterà la squadra che perderà questo incontro tra appunto Puglia e Lombardia. Qualora si finisse in parità, sarà la Puglia ad affrontare i padroni di casa della Calabria, a differenza della gara dell'Under 15 che abbiamo commentato in precedenza. Stavolta si gioca con 2 tempi effettivi da 20 minuti. Puglia in completo tenuta blu, che attaccherà dalla sinistra alla destra dei vostri schermi. In giallo-blu la gara Under 15 commentata poc'anzi, invece la Lombardia rimane in tenuta nera con bande bianche e richiami verdi sui calzettoni. Cerchiamo anche di capire come mister Giacomo Di Pinto della Puglia e mister Simone Carlo Magno della Lombardia schierano le creature Under 17 che rappresentano le rispettive regioni. Arbitra il signor Tavella di Reggio Calabria, al crono c'è la signora Lecchi, sempre della sezione Regina. Secondo arbitro invece è il signor Naso di Taurianova. Via allora alla gara, batte la Puglia con Di Mola e poi c'è con la numero 3 Cola Maria. Eccolo qui ancora Di Mola che cerca di destreggiarsi, protegge invece dall'altra parte Garrone. Maglia numero 6, tra i pali c'è invece uno dei 2 Secchi, eccolo qui, che rimette in gioco verso Arengi. Primo possesso della Lombardia con Garrone e Tommaso Guida che scambiano. Garrone ora si complica un po' la vita, il problema chiaramente di girarsi, su di lui la pressione del numero 10 Rosato. In qualche modo ne esce la Lombardia, ma è ancora Puglia che rimane in possesso di palla. Con la Maria imposta scambiando con Marzocca. Rosato ancora a dettare i tempi della manovra. Primi possessi per la Puglia in questo avvio di gara. Con la Maria, Rosato, si va ancora da Marzocca. Ancora Rosato, pallone dentro che non passa ora, ma la va a bloccare Secchi senza problemi. Lombardia allora che prova a distendersi, subito lo scatto di Arengi che va via, il capitano ancora gli sbarra la strada a Rosato, forse con un fallo, protesta timida di Arengi, ma si continua a giocare con il pallone perso ora da Cola Maria, proprio ancora sulla pressione di Arengi. Allora prova a prendere campo Garrone, si ferma, ragiona, riparte dietro da Tommaso Guida. L'altro Guida è Matteo, del secondo portiere ed è partito in panchina. Si riparte ancora con la Puglia lontanissima dalla porta avversaria nella propria metà campo. Rosato cerca compagni, lo trova adesso in Di Mola, ancora Rosato, va via in scivolata, arriva benissimo Garrone. Lombardia dunque che si schiera con Secchi tra i pali, poi Arengi, Garrone, Tommaso Guida e Medici. Dall'altra parte la Puglia risponde
con, attenzione, ed ecco subito Marzocca, e poi c'è Colamaria, Rosato, e il tentativo adesso col mancino velenoso di Colamaria a giro che termina fuori. Con la 9 c'è Di Mola, tra i pali invece Spinelli per la Puglia. Questi gli starting five scelti dai due tecnici che mandano subito a scaldarsi, almeno per la Puglia scaldano già due componenti della panchina pugliese. Buon giro ora di Tommaso Guida, il pallone poi intercettato di Arengi con l'ultimo tocco qui che per la Puglia. Puglia che rimette in gioco e riparte con questo pallone poi perso e la trattenuta con il fallo che arriva, primo fallo commesso dai pugliesi. Regolarità commessa su Garrone. Pallone che viaggia a sinistra, Arengi dentro per Tommaso Guida che cerca il jolly dalla lunghissima distanza, pallone che è terminato alto. Che è stato rimesso in gioco da Spinelli, portiere del San Michele. Di Mola chiede e ottiene il pallone, non ha spazio, ricomincia dietro da Rosato e allora Marzocca, ancora da Rosato, il blocco portato da Di Mola, ancora Rosato, ancora Marzocca, ancora Di Mola, buon pressing della Lombardia che costringe all'errore la Puglia, regalando così un calcio d'angolo agli avversari. 3 minuti, anzi 2:53 per l'esattezza trascorsi sul cronometro di questo primo tempo. 0-0, prosegue la fase di studio. In precedenza c'è stato un sinistro velenoso a giro di Colamaria che non ha trovato il bersaglio grosso per la Puglia. Sulla traiettoria comunque Stefano Secchi. Allora cerca Capitan Arengi di seminare il panico sulla banda mancina della Lombardia. Si va ancora dal capitano Secchi, il pallone passa dentro dopo un tunnel ai danni di Colamaria, esce e la fa sua a Spinelli, quindi tocca all'impostazione fasi di studio alle due compagini. Largo a destra e libero di ricevere Colamaria. Rosato, Marzocca in mezzo cerca di farsi vedere anche Di Mola, il pallone è per Colamaria che sfila però sul fondo. Rimessa Lombardia, squadre attente a non scoprirsi. Lombardia che sta facendo un buon pressing senza palla, maggior possesso fin qui registrato per la Puglia. Sbaglia adesso lo stop Garrone, sarebbe stato messo veramente in una posizione interessante di poter anche provare a offendere. Stavano arrivando anche dalle retrovie i compagni. Medici intanto con la 9 guida il pressing alto della Lombardia, finisce poi per commettere fallo su Spinelli. Aveva capito, ecco, quella situazione con il retropassaggio verso il portiere. 1-1 il conto dei falli, o meglio sì, no, 1-1 dovrebbe essere il tabellone, però non si aggiorna ancora. Battuta una punizione a Lombardia, 1 adesso la Puglia. Eccolo qui adesso il crono aggiornato. 1-1 situazione falli, 0-0 quella del punteggio quando abbiamo scavalcato il quarto minuto del primo tempo. Questa seconda gara della mattinata del Palamazzetto che riapre i battenti dopo quasi 5 anni, e lo fa con il futsal, lo fa con il calcio a 5, quella che è stata la casa per tanti anni della Viola Reggio Calabria, qui dove sono passati campioni nel basket del calibro, tanto per citarne uno, Manu Ginobili, campione NBA con i San Antonio Spurs. E dove si sono scritte pagine importanti anche del futsal reggino, del futsal calabrese, soprattutto con il Cadavorio Reggio Calabria. Ma torniamo in presa diretta. Colamaria
a sinistra, prova a sfruttare il blocco del neoentrato Petronella, si va dietro da Marzocca, ancora Colamaria e Petronella cercano di dialogare, rimane a terra Colamaria, forse un pestone ai suoi danni da parte di, non vorrei sbagliare, di Arrengi, che lì subito a sincerarsi delle condizioni dell'avversario. Fuori Marzocca, altro cambio per la Puglia, dentro con la numero 5 Baccaro, fuori anche Colamaria, al suo posto entrato con la numero 4 Longo, rimessa laterale già battuta ora dalla Lombardia. Non ci sono però componenti con la maglia nera in attacco, tutto facile per Spinelli, che fin qui non è stato chiamato a interventi di particolare rilievo, neanche il collega Secchi dall'altra parte, Stefano Secchi, che ha seguito con lo sguardo, dopo il volo plastico sulla sua destra, il mancino giro da parte di Colamaria in quella che fin qui nei primi 5 minuti è stata la migliore occasione da gol creata del match, e l'ha creata la squadra pugliese, che rimane in proiezione offensiva. La battuta da parte di Baccaro, che cercava di servire Longo che era andato via. Petronella intanto prende posto in area, ora si sposta al limite, si sposta fuori, va via Baccaro, doppio blocco, il pallone verso Rosato, anzi no, va verso Baccaro, e allora Lombardia che si distende in contropiede con Arengi, il pallone passa dentro e Medici ci mette la zampata vincente con il mancino. Il vantaggio della Lombardia a 5 minuti e 17 sul cronometro. Lombardia 1, Puglia 0. Contropiede allora letale della Lombardia, che alla prima vera occasione da gol creata sull'asse Arengi-Medici si porta in vantaggio. La zampata vincente del pivot di mister Carlo Magno non dà scampo a Spinelli, portando quindi in vantaggio la Lombardia a 5:17 sul cronometro. Puglia allora che deve inizia in salita questo match, almeno per quanto riguarda il punteggio. E che ci prova adesso a recuperare questo pallone con Petronella. La tocca sì Petronella, ma lo stesso pallone termina in fallo laterale. Con calma Tommaso Guida alla rimessa in gioco, si va da Stefano Secchi, l'altro Secchi Matteo è in panchina con la maglia, anzi no, in campo con la maglia numero 11, quella che è stata la prima sostituzione dei Lombardi, che quindi hanno un doppio Secchi, Matteo e Stefano, e un doppio Guida, Matteo e Tommaso in campo, Matteo, Guida invece in panchina con la maglia numero 1. Si prende allora il gioco con la Puglia all'impostazione. Baccaro va da Petronella, Petronella taglia in mezzo, viene fermato da Medici, l'autore del gol, che fin qui sta decidendo il match, o meglio che ha sbloccato il match. Lo stesso Medici poi commette un fallo su Petronella, il secondo di squadra commesso dalla Lombardia, un solo fallo per la Puglia. 1-0 il punteggio, gol di Medici, lo ricordiamo ancora per facilitare anche chi si fosse messo all'ascolto soltanto adesso. Non trova spazio la Puglia, che cerca di lavorare il pallone sul perimetro, prova adesso con questa bellissima intuizione verso Baccaro da parte di Longo. Presso terra era interessante, il pallone impreciso di poco. Alla rimessa c'è sempre Tommaso Guida, che però stavolta sbaglia, palla in movimento, rimessa regalata dunque alla Puglia, che insegue nel punteggio dopo il gol di Medici sull'assist di Capitan Arengi. Movimento senza palla interessante, va a calciare poi Petronella col mancino, fa scudo Medici, sarà rimessa proprio sotto, anzi no, si tratta di calcio d'angolo proprio sotto la nostra postazione. Il velo interessante di Petronella che libera al destro Rosato, pallone respinto dalla difesa lombarda, quindi ancora possesso Puglia. Da Baccaro a Rosato, che si complica un po' la vita, gliela porta via Secchi, poi il rimpallo favorisce Medici, che allarga benissimo su Arengi, il palo che dice di no al capitano. Lombardia a un passo dal raddoppio.
il palo colpito da Arengi. Si è distesa benissimo ancora in contropiede la squadra lombarda, che proprio su un'azione di contropiede ha siglato il vantaggio con Medici. Qui adesso cerca di sfondare a destra Baccaro, riesce a farlo, resiste anche a una seconda carica portata da Tommaso Guida. Poi il fallo qui da parte di Matteo Secchi. E allora Benedetto ha già rimesso in gioco, anzi Longo ha già rimesso in gioco per la Puglia, che cerca chiaramente di accelerare le operazioni. Petronella non passa la chiusura di Tommaso Guida ancora lui, tutto solo Guida, la respinta, chiude le gambe all'ultimo istante ottimamente Spinelli. Si salva qui la Puglia dal possibile raddoppio. E leitmotiv fin qui con la Lombardia che sta attendendo sapientemente e poi sa distendersi alla perfezione in contropiede, sta lasciando, sembra almeno così, la manovra alla Puglia, che guadagna adesso dopo la rimessa laterale anche un calcio d'angolo, guadagna qualche metro. Alla battuta c'è Baccaro che ha chiamato lo schema, fuori, partono tutti da fuori. Petronella, Longo e Rosato, pallone in mezzo, Longo l'aggancia ma se la porta fuori. 12:53 all'intervallo. Si ferma intanto il gioco. Falli invertiti sul tabellone, non sono 3-1 a favore della Puglia, bensì sono 2-2. L'ultimo fallo in ordine temporale è stato commesso dalla Lombardia, lo abbiamo visto, di Matteo Secchi. Si perde qualche istante. Non 2-2 bensì 3-1 per la Lombardia e non per la Puglia. Giusto così allora si riparte dalle manone di Stefano Secchi. Pallone che viaggia verso Arengi, si chiude benissimo quest'altra triangolazione, pallone in mezzo allontanato provvidenzialmente da Spinelli. Mamma mia, la Lombardia quando scende in contropiede fa veramente paura per velocità, intensità e saggezza tattica, anche precisione tattica degli uomini senza palla. Arengi lavora bene questo pallone nella zona media del campo, forse porta a casa un fallo, vedremo se ci sarà fallo cumulativo o meno. Si riparte indietro da Di Martino, l'esordio nel match. Di Martino non ci arriva ad un soffio. Spinelli che alza la sua posizione, la va a bloccare dopo l'invito di Tommaso Guida. Allora la Puglia che sta per rimandare in campo sia Marzocca sia Di Mola. Quindi Petronella va da Rosato, anzi pardon, si trattava di Baccaro. Controllo adesso di Tommaso Guida, ha recuperato il pallone la Lombardia e come sempre subito tramuta l'azione da difensiva ad offensiva. Chiede spazio a Arengi che cerca di giocarsi l'uno contro uno, gran numero di Arengi, ancora il pallone in mezzo, cerca con un atto di altruismo Di Martino di chiudere la triangolazione con Arengi, che sta veramente facendo fin qui una grande gara. Si ritorna indietro da Secchi. Arengi col tacco prova a fare viaggiare l'altro Secchi, Matteo, che però era rimasto in posizione centrale. 11:30 alla fine del primo tempo, 1-0 Lombardia, la rete di Medici a 5:17. Ci avviciniamo dunque al nono della prima frazione. Attenzione a questo pallone un po' timido, un po' metà strada. Lombardia sempre puntualissima, senza palla nelle marcature. Cerca allora quest'1-2. Longo non si chiude, situazione di 3 contro 1 dall'altra parte e ancora un contropiede vincente della Lombardia. Stavolta l'urlo vincente è di Matteo Secchi, che esulta dedicando tutto alla nostra telecamera. Il raddoppio allora della Lombardia, la rete è di Secchi. Altra palla recuperata, altro contropiede, sempre da destra verso il centro.
I pericoli maggiori stanno arrivando lì per la Lombardia, o meglio per la difesa della Puglia. Dopo il gol di Medici, il raddoppio di Matteo Secchi. Adesso attenzione, ancora la Lombardia vicina al tris con Arengi che apre troppo, il destro che si spegne però sul fondo. Altro brivido per la difesa pugliese, che chiaramente ora deve reagire dopo il doppio svantaggio. 2-0 Lombardia. Medici e Matteo Secchi. Altra palla persa ancora dalla Lombardia, dalla Puglia, deve ricorrere al fallo qui Marzocca a fermare con le cattive uno scatenato Arengi, che ha sfiorato il tris per i suoi qualche istante fa. Spinelli allora vuole un uomo in barriera, si tratta, se non andiamo errati, di Marzocca. Arriva il fischio dell'arbitro. Guida lo scarico per Longo, per Di Martino, e poi il pallone che rimane in campo. Arengi nuovamente, dare impostazione e il ritmo, il metronomo di questa Lombardia. Pallone sul quale cerca di crederci comunque Tommaso Guida, accontentandosi ovviamente della rimessa laterale. L'ultimo tocco è stato della difesa pugliese. Parlottano anche Arengi e Di Martino. Arengi ha sussurrato qualcosa nell'orecchio al compagno, forse un blocco, vediamo ancora Arengi con lo scambio adesso verso Matteo Secchi, autore del raddoppio della Lombardia. Secchi danza sul pallone, preferisce poi ricominciare dall'altra parte dove c'è Di Martino. Quindi Stefano Secchi che va a lungo, Arengi l'aggancia ma il pallone è lungo, poi se la va a riprendere ancora Arengi, ancora Lombardia in attacco. Non ci arriva ad un soffio su questo invito a sinistra l'autore del secondo gol della Lombardia, Matteo Secchi. C'è però il time out prima della ripresa del gioco. Puglia che deve riordinare un po' le idee. 9 minuti 54 secondi sul cronometro del primo tempo. Lombardia avanti per 2-0. Le firme sono di Medici e Matteo Secchi. Arriva il stagionale che accuse le squadre. È il momento di ritornare sul parquet del Palazzetto. Si riprende a giocare con la Puglia in possesso. Baccaro. Riparte allora in contropiede la Lombardia con il solito sguisciante Matteo Secchi, fermato in fallo laterale. Lo stesso Secchi va alla battuta, serie di blocchi, si va fuori in zona guida. Ancora Secchi la tiene in campo, da Matteo a Stefano, quindi Arengi. Palla dentro verso Tommaso Guida. Fermato, la rimessa però è stata assegnata alla Puglia. Sembrava in presa diretta che il possesso potesse rimanere a favore della Lombardia con la laterale. E poi allora che ci riprova, Maniscalco è entrato nel match, impreciso questo pallone verso Baccaro. Abbiamo scavalcato la metà del primo tempo, 9:29 all'intervallo, 2-0 Lombardia. Medici e Matteo Secchi gli autori dei gol. Ancora Arengi, palla dentro, deve uscire Spinelli, attenzione ora allo scontro con
Matteo Secchi, pallone che però era terminato anche fuori dopo il rilancio di Spinelli. Sprezzante del pericolo, ha lasciato la sua porta, andando a chiudere questo pericoloso lob messo in mezzo da uno scatenato Arengi. E ancora un'altra rimessa che qui sembrava ancora in favore della Lombardia, viene assegnata alla Puglia. Timida protesta del quintetto lombardo. Puglia che ci riprova. Mani scalco, cerca chiaramente la Lombardia. Attenzione, Arengi ha recuperato questo pallone, poi si ferma, appoggia, apparecchia per il tiro di Martino, che ci prova di prima intenzione a trovare il gran gol. Dicevamo Lombardia che cercherà di vendicare sportivamente parlando la sconfitta che l'Under 15 ha subito nella prima partita odierna. Cercherà chiaramente invece per la categoria Under 17 di portare subito a casa i primi 3 punti. Ripetiamo che è il mini girone da 3 composto anche dalla Calabria, dai padroni di casa della Calabria, che affronteranno la squadra perdente di questa sfida. Qualora finisse in parità si giocherà contro la Puglia, sarà la Puglia ad affrontare la Calabria. E ci teniamo ancora una volta a ricordare anche che i ragazzi e le ragazze che si aggiudicheranno il trofeo delle regioni avranno anche la possibilità di ampliare le proprie conoscenze attraverso il percorso formativo STEM, diciamo una vera e propria piccola rivoluzione voluta qui dalla LND. Science, Technology, Engineer e Mathematics, questo è chiaramente l'acronimo STEM, che va ad ampliare la cultura dei giovani, che sono ovviamente il futuro del domani e che chiaramente anche attraverso lo sport devono trovare di questi spunti. Ovviamente l'LND sempre attentissima ai suoi baby talenti. Torniamo allora in presa diretta, 8:20 dall'intervallo, con la Lombardia avanti di 2 rete. Puglia che ci prova con questo destro di Marzocca che termina alto sopra la traversa. Si scalda anche lo russo in panchina per la Lombardia, pronto a entrare a breve in campo. Arengi non ha perso fin qui un pallone, chiaramente facendo tutti gli scongiuri del caso. A sbagliare poi qui è Guida, se non andiamo errati, che deve spazzare in fallo laterale vista la pressione adesso alta che sta provando ad attuare anche la Puglia. Petronella allarga per Baccaro, per Boccuni, e c'è il contropiede, ancora gran numero di Medici, il pallone che sguiscia via. Attenzione poi all'ingenuità clamorosa qui da parte di Marzocca, col pallone destinato ad uscire in fallo laterale, probabilmente mette la mano, sarà calcio di rigore per la Lombardia. L'arbitro Tavella giudica troppo volontario questo intervento e punisce con il cartellino rosso il giocatore della Puglia. È partita che perde un protagonista, espulso Marzocca, secondo fallo di squadra commesso quindi dalla Puglia. Il Lombardia che ora ha l'occasione per trovare il massimo vantaggio, per triplicare il proprio vantaggio. Sul dischetto c'è Capitan Arengi che ha già sistemato con cura il pallone. Ingenuità qui di Marzocca, perché comunque la palla sembrava ormai destinata ad andare fuori dallo specchio. Reazione istintiva, ecco, comunque del numero 8 della Puglia, che ha messo la mano. Voglio anche rivedere se non c'è stata magari qualche deviazione che abbia fatto cambiare la traiettoria, e quindi Marzocca ha dovuto metterci la mano, ma mi sembrava in presa diretta che il pallone fosse destinato fuori dallo specchio. 7:56 all'intervallo. Qualora sbagliasse chiaramente Arengi il rigore, ci saranno 2 minuti di inferiorità numerica, patto che chiaramente non segni la Lombardia. 2 minuti di inferiorità numerica per la Puglia, con Spinelli chiamato ora al grande intervento contro il capitano della Lombardia Arengi. Fin qui il migliore in campo indubbiamente, anche se non è andato in gol. Reti di Medici e Matteo Secchi. Arengi allora prova con questo tentativo di trasformazione, trova il bersaglio grosso, sembra tutto pronto. Tavella col fischietto in bocca.
arriva il segnale dell'arbitro, parte Rengi, il pallone è dentro, aveva intuito Spinelli, ma la precisione chirurgica del capitano della Lombardia vale il 3-0. Arengi allora a 12 minuti e 5 secondi nel corso del primo tempo porta a 3 le marcature, trasformando il calcio di rigore in favore della Lombardia. Gara decisamente adesso in salita per la Puglia, che comunque a parte una conclusione di Colamaria non ha mai creato grossi grattacapi alla difesa della Lombardia, che fin qui sta ampiamente meritando il vantaggio. Siamo stati subito smentiti col doppio intervento da parte di Stefano Secchi, prima su Petronella, poi su Di Mola, che hanno dato brio all'attacco pugliese. Fallo ancora però della Puglia, che cerca di ripartire in contropiede. Giallo intanto a Petronella, primo ammonito nel match. Primi cartellini nella gara precedente, nessun ammonito, nessun espulso. Primi cartellini che arrivano qui dalla Puglia Lombardia Under 17. Con l'ammonizione a Petronella in precedenza c'è stata l'espulsione di Marzocca, che ha poi provocato con il fallo di mano il calcio di rigore trasformato poco fa da Arengi per il 3-0 della Lombardia. 4-3 ora la situazione falli, 4 commessi dalla Puglia. A Arengi va lungo nella zona di Medici, l'ottimo anticipo di testa qui di Boccuni, il giocatore del Taranto. Lo Russo gira benissimo qui la Lombardia, che ora chiaramente sulle ali dell'entusiasmo è forte delle 3 marcature di vantaggio. Cerca di distendersi, cerca di ulteriormente ampliare il proprio margine. Naturalmente non deve concedere alla Puglia la possibilità di riaprire la partita, almeno questo penso che sia il diktat di Simone Carlomagno, del mister della Lombardia. E attenzione adesso al contropiede cercato da Petronella, che poi rischia di spingere. Arriva sì il fallo, anche forse un po' troppo fiscale. È anche vero che Petronella ha lunghe leve rispetto a Garrone, con cui si è conteso questo pallone. Arriva il quinto fallo di squadra della Puglia. Qualora ne arrivi un altro sarà tiro libero, ma intanto arriva il gol della Lombardia e ancora stavolta è Garrone. Mancino di prima intenzione, un bacino alla traversa e poker che è realtà per la Lombardia. Garrone allora fa 4-0, 12:58 nell'arco di un minuto, anzi per l'esattezza di 53 secondi. La Lombardia ha colpito altre 2 volte dopo il rigore di Arengi. Adesso il contropiede, il terzo praticamente di questa gara per la Lombardia, è stato finalizzato con un bellissimo mancino da Garrone. Mani tra i capelli, c'è un po' di scoramento, chiaramente un po' scoraggiata la squadra pugliese sotto di 4 reti, ma c'è ancora qualche problema nella zona del crono. Non so addirittura se la panchina pugliese stesse constatando qualcosa, stesse chiedendo qualche spiegazione riguardo il conto dei falli. E intanto la Puglia ovviamente si gioca subito il tutto per tutto con il quinto di movimento, maglia gialla per Colamaria. Non ci sarà allora il portiere, cerca subito di alzare in attacco la formazione pugliese, che deve recuperare ben 4 gol. Avvio di primo tempo chiaramente difficile, con 4 gol sul groppone, ma la Lombardia è stata sinceramente perfetta fino a qui.
difficile parlare di demeriti della Puglia quanto di meriti invece dei lombardi, tralasciando poi la sfortunata occasione che ha visto protagonista. Attenzione, ora subito la Puglia che ci prova con Rosato, il fendente non trova il bersaglio cross, non trova lo specchio, cambio volante ovviamente tra Colamaria e Spinelli che rientra tra i pali. Subito la mossa del quinto di movimento ha portato la Puglia alla conclusione. Arengi, palla dentro per Medici che in seconda battuta la ritrova, cerca il centrocampo, ancora Medici prova a girarsi, c'è il fallo e sarà tiro libero per la Lombardia. Un po' di mestiere anche qui Medici è riuscito a far incappare nel sesto fallo i giocatori pugliesi, e allora Lombardia che avrà la possibilità di trovare il pokerissimo, di trovare la quinta rete. Ha preso il pallone, è stato consegnato il pallone a Di Martino che presumibilmente andrà alla battuta con il destro. Altissima la posizione di Spinelli che cerca chiaramente col corpo di chiudere più possibile lo specchio, poi indietreggia Spinelli, il palo, il secondo della mattinata per la Lombardia, il palo colpito da Di Martino che ha incrociato con il destro. Ed è andato così vicinissimo alla quinta realizzazione per la Lombardia che ora si difende sul power play della Puglia. Attenzione al pressing ancora buonissimo, senza palla, c'è il pallone che arriva in mezzo, palla recuperata ancora, Arengi apre il destro ma poi lo chiude sul più bello. C'era stato Petronella in attacco nell'area avversaria, ancora il pressing alto, cerca in qualche modo la Lombardia di non far partire il power play avversario della Puglia. 5:54 all'intervallo, 4-0 Lombardia. Attacco Puglia con 5 di movimento. Baccaro per Longo, pallone nell'angolo verso Colamaria che deve tornare a tutta velocità a dare il cambio. Rientra sul parquet Spinelli a difesa dei pali. Ancora il pallone anticipato sul tentativo di Lorusso, rimessa per la Lombardia che rimane in proiezione offensiva. 5:30 precisi all'intervallo, 4-0 Lombardia in possesso. Arengi, il blocco da parte di Lorusso, si distende benissimo ancora Lombardia sulla sponda di Medici. Arengi col destro spara alto, cambia il portiere di movimento ora per la Puglia. Entrato Polignano con la maglia gialla, pressing altissimo della Lombardia, Polignano qui non la trova e deve ritornare adesso tra i pali, non c'è possibilità di fare la sostituzione. Grandissimo numero adesso di Longo che non riesce però a far ripartire i suoi, deve superare adesso la metà campo. Chiaramente Polignano con la maglia del portiere di movimento non poteva tenere il pallone più di 4 secondi. Petronella cerca di attaccare adesso una piazza da sfruttando non più al power play dettato dal quinto di movimento, ma la Lombardia non dà assolutamente spazi. Attenzione adesso al fallo di mano qui da parte di Lorusso che per il metro diciamo che ha portato all'espulsione di Barzocca. Qui forse ha rischiato anche il cartellino giallo. Braccio Galeotto da parte di Lorusso. Quarto fallo ora di squadra per la Lombardia, 6 invece ne ha commessi e ha già subito un tiro libero la Puglia che ha trovato il palo a salvarla. Palo colpito da Di Martino, intanto dall'altra parte prova a farsi largo in mezzo Baccaro che chiede una deviazione, l'arbitro lo accontenta, sarà calcio d'angolo allora per la Puglia che sta cercando chiaramente di trovare la via del gol prima dell'intervallo, provare ad accorciare le distanze. Sono 4 le reti da recuperare contro una Lombardia fin qui a mio avviso perfetta. Rosato, Baccaro, pallone che gira, si va da Petronella che sbaglia in qualche modo un po' allungandosi lo stop. Il recupero di Arengi che apparecchia per Medici in scivolata. È il gol del 5-0, la doppietta di Medici a 4:12 dall'intervallo. 5-0 Lombardia.
Ovviamente i rischi di giocare con il quinto di movimento si tramutano spesso anche in queste situazioni. Con il taglio adesso provato verso Polignano. Assist tanto per cambiare di Arengi, che di tacco ha servito Medici, il quale senza pensarci su due volte in spaccata, in scivolata, ha toccato il pallone quel tanto che bastava per indirizzarlo in rete, ma ancora Arengi scatenato a destra, pallone dentro per Medici, classico movimento da pivot. Medici si porterà a casa il pallone, almeno fin qui sono 3 per lui, sono 6 per la Lombardia. A 3:48 dall'intervallo dilaga la squadra di mister Carlo Magno. Tennistico 6-0, punteggio che prende appunto i contorni tennistici al Palamazzetto. Lombardia che preme sull'acceleratore, ha trovato già 2 gol in rapida successione, altri 2 gol in rapida successione. Qui adesso Baccaro ha una grossissima chance, ma la mira è imprecisa. Ancora ci prova chiaramente la Puglia con il quinto di movimento, ma siamo già dall'altra parte con Lo Russo che trova dall'altra parte, si trova a meraviglia qui la Lombardia. Il tentativo dalla lunga di Tommaso Guida termina però fuori. Spinelli rimette in gioco allora. Baccaro, si va da Petronella, Longo, ancora Baccaro, quindi Rosato. Baccaro prova a sfondare per vie centrali, si ferma, Petronella allarga bene qui sul Longo e poi taglia Petronella, l'invito è per lui, Petronella esce col tempismo perfetto. Stefano Secchi, poi rimangono a terra sia Petronella sia, mi sembra che sia Garrone, è rimasto a terra. Abbiamo approfittato anche noi per rifiatare un attimo con il pallone adesso recuperato da Arengi che scappa via, trova un fallo, sarà un nuovo tiro libero per la Lombardia. Giallo invece a Rosato, secondo ammonito dopo Petronella, e qui Lombardia che veramente può dilagare. Vedremo che andrà adesso sul dischetto del tiro libero. Dovrebbe trattarsi di Matteo Secchi, autore del gol del momentaneo 2-0, del raddoppio della Lombardia. Poi è Medici che sta in termini realizzativi guidando i suoi in questo 6-0. Arriva il fischio dell'arbitro, parte Secchi, il tiro, pallone alle stelle. Si salva ancora su un altro tentativo di tiro libero, il secondo battuto dalla Lombardia. Si salva la Puglia, prima il palo colpito da Di Martino, ora il tiro alto invece di Matteo Secchi. Puglia che ci prova ancora, non sta inserendo il portiere di movimento e cerca di uscire dal pressing della Lombardia, che sa fare benissimo anche il raddoppio e sa ripartire in maniera letale in contropiede. Lombardia fin qui in totale dominio della gara e lo testimonia anche il punteggio di 6-0, mentre c'è anche Stefano Secchi che tira giù la saracinesca e va a chiudere il doppio tentativo pugliese, guadagnandosi gli applausi del pubblico del Palamazzetto. Intanto è uscito Tommaso Guida che sta ricevendo le cure mediche sulla gamba sinistra. Intanto è entrato con la maglia numero 2 Agrello. Pallone inseguito da Secchi. Non riesce a trovarlo. 6-0 il punteggio, 1,53 dall'intervallo. Puglia che ci prova chiaramente a trovare la via del gol prima dell'intervallo, che potrebbe in qualche modo rianimare il vigore del quintetto pugliese. Si chiude ancora bene la Lombardia, concede solo una rimessa laterale. 1,38 alla fine del primo tempo.
rimessa che va a battere con la Maria, anzi no, poi lascia al tentativo profondo di Boccuni che guadagna un calcio d'angolo. Stesso Boccuni va alla battuta con la Maria, taglia alle spalle di Di Mola e Rosato, il pallone è lunghissimo sebbene indirizzato a lui e termina fuori. Cerca Bedendo di far riprendere rapidamente il gioco, il numero 4 ha fatto anche lui il suo esordio nel match, batte talmente troppo rapidamente che il pallone era ancora in movimento, quindi l'arbitro ha ordinato il cambio di rimessa e Boccuni allora ci prova per la Puglia. 80 secondi all'intervallo, Boccuni deve uscire Spinelli, quindi Rosato che però cicca questo pallone regalandolo allora ai lombardi, con la rimessa che viene battuta da Bedendo. Secchi la tiene in campo ancora il compagno, poi va lunghissimo Stefano Secchi dall'altro collega, dall'altra parte del campo Spinelli. Pallone adesso che passa, cerca Rosato, il più pericoloso probabilmente dei suoi, di accelerare, guadagna un altro calcio d'angolo per la Puglia che prova a chiudere in attacco. Mancano 56 secondi all'intervallo e attenzione, deve spazzare via tutto quanto con la Maria, perché sempre lì in agguato la Lombardia parte, sa partire, sa offendere in contropiede. Ha segnato gol in contropiede, ha segnato un gol sul rigore, ha segnato col portiere di movimento e siamo ancora lì con un'altra azione bellissima, doppietta per Matteo Secchi che fa 7-0 prima dell'intervallo. Anche stavolta arriva dalla destra il pallone in mezzo per Matteo Secchi, doppietta per lui. Inizia ora ad essere punteggio corposo e sostanzioso per la Puglia, che ovviamente dovrà ritrovarsi nell'intervallo, ma la Lombardia ha sbagliato praticamente poco o nulla addirittura. Prestazione perfetta fin qui dei ragazzi di Carlo Magno, di mister Carlo Magno, nel match d'esordio del girone E, campionato della categoria Under 17. Ancora un ennesimo contropiede e ancora Secchi che stavolta viene fermato da Spinelli, che dove può è intervenuto, dove ha potuto è intervenuto. Poi allora ci prova a distendersi a 15 secondi dalla fine, fermato Di Mola. Cerca allora la gran botta da fuori Boccuni, pallone terminato sul fondo. Stefano Secchi pronto a rimettere in gioco, 9 secondi all'intervallo, 7-0 Lombardia. Cerca di far trascorrere secondi preziosi proteggendo questo pallone Matteo Secchi. Lo stesso termina fuori dopo il tocco del difensore della Puglia. Si trattava di Colamaia. Pallone lanciato in aria per far trascorrere secondi, manca un secondo appena. Intervallo allora che arriva, si va al riposo, Lombardia avanti per 7-0, la tripletta di Medici, la doppietta di Secchi, la rete sul rigore di Arengi e poi il momentaneo 4-0 era stato realizzato da Garrone. 7-0 Lombardia, si va allora all'intervallo, Puglia che chiaramente deve ritrovarsi.
viene mandato a terra. Primo fallo nel corso allora della ripresa, lo ha commesso la Puglia. Lo ha commesso la Puglia, sì, con la Lombardia adesso che trova un blocco irregolare, fallo commesso da Matteo Secchi. 1-1 allora il conto dei falli, 0-7 in favore della Lombardia il punteggio. Puglia allora ancora che ci prova, non passa però il pallone qui di Petrella e si prova allora dalla lunghissima distanza, scatenato Matteo Secchi, pallone che si è spento sul fondo con Spinelli che ritorna in campo. Chiaramente sarà questo il leitmotiv della ripresa, con i continui cambi e l'utilizzo del power play per la Puglia. Non sarà rimessa dal fondo, bensì c'è stata una deviazione della difesa pugliese. Calcio d'angolo Lombardia, cercano di farsi vedere Arengi e Secchi senza palla, lontanissimo c'è anche Tommaso Guida. Attenzione a questo pallone che rimane in aria, apparecchia il tiro e poi ancora Medici che va a ribadire in rete. Quarto gol nel match per il pivot lombardo, praticamente la metà degli 8 gol della Lombardia, che va appunto sull'8-0. Azione da calcio d'angolo allora vincente per la Lombardia. Dopo la doppia conclusione provata da Arengi e da Secchi, è arrivato in seconda battuta da posizione anche defilata, direi, Medici, che non ha fallito. Quarto gol per lui in questo match, 8 ne ha segnati invece la Lombardia in totale dominio. Ed eccolo qui l'esordio nel match per Lanzolla, portiere del Cassano, che però molto probabilmente non figurerà poi lui stesso come portiere di movimento, perché c'è ancora Polignano con la maglia gialla indosso. Medici allarga verso Matteo Secchi, imbucata in mezzo ancora per Secchi, per Medici, la chiusura di Rosato che la mette in fallo laterale. Lo stesso Secchi va alla battuta, Puglia che sembra chiaramente anche dopo l'ottavo gol subito crederci di meno. Lombardia sulle ali dell'entusiasmo, con Arengi fermato sul più bello da Baccaro, che cerca di distendersi in contropiede, trova solo una rimessa laterale. Alla battuta ci andrà Colamaria che riparte da Rosato, sempre 5 di movimento allora per la Puglia. Baccaro cerca di pescare in seconda linea, il tentativo, adesso il palo colpito da Rosato, l'uomo più pericoloso dei suoi. Per poco non arrivava appunto questo pallone verso Polignano. Sulla ribattuta c'era un calcio d'angolo qui, onestamente sembrava netta la deviazione della difesa lombarda, che riparte allora con Capitan Arengi. L'anticipo adesso secco di Rosato, che cerca di far passare l'azione da difensiva a offensiva per la Puglia. Arengi va a riprendersela ancora e scarica dialogando con Milani, maglia numero 10, esordio nel match per lui. Arengi ancora, palla dentro, l'anticipo su Secchi, ma l'ultimo tocco è il suo, rimessa per la Puglia, power play ancora, quinto minuto nel corso della ripresa, 5:15 per l'esattezza, 8-0 per la Lombardia. Baccaro, il pallone che passa, la chiusura, e allora prova subito Secchi il rilancio, trovando però solo il tetto del palamazzetto. Stefano Secchi ci ha provato. Puglia di nuovo in possesso, Rosato allarga a destra da Colamaria, il pallone è sulla mancina, attenzione a Di Mola, allontana tutto ripulendo la propria metà campo Tommaso Guida. È rimessa allora dal fondo, che andrà a battere Lanzolla
per la Puglia, sotto di 8 reti. Colamaria e Rosato scambiano, Di Mola non aggancia, la rimessa è per la Lombardia, in totale controllo del match. Pallone dentro, anzi pallone indietro, con Arengi che chiede il movimento a Milani e cerca di premiare questo scatto. Milani ci arriva, la tiene anche in campo, si gioca il mismatch con Baccaro. Milani va via, ancora Milani, il pallone fuori con un braccio forse qui di Mola, si continua a giocare e allora Baccaro si distende in contropiede, situazione di 3 contro 2, arriva tutta birra con la Maria dall'altra parte, Baccaro, e incredibilmente qui ora la Puglia anche sfortunata con Di Mola che praticamente da metri zero e con la porta spalancata non è riuscito a trovare deviazione vincente per il gol della bandiera, e comunque la Puglia a mio avviso meriterebbe, perché sta cercando, nonostante il pesante passivo, di giocarsela contro i bravi pari età lombardi. Cambio nella Puglia, è rientrato, anzi ha fatto l'esordio nel match con la maglia numero 11 Maniscalco, che gioca il suo primo pallone. Pallone ancora dentro, Puglia che ci prova, eccolo qui proprio Maniscalco, la fa viaggiare, non c'è nessun compagno con la maglia bianco-blu. Lombardia che prova a distendersi, Maniscalco chiude, perfezione il disimpegno difensivo di Mola, che poi viene fermato da Milani. I due tecnici stanno dando anche spazio a tutti gli effettivi al referto. Con la Maria trova Maniscalco che la tiene in campo, poi la perde, Milani protegge, la rimessa sarà della Lombardia. 12:45 alla fine della gara, secondo tempo, diciamo ancora gara che sta sorridendo assolutamente a una Lombardia perfetta, non in questa situazione. Milani l'ha stoppata fuori, Lombardia avanti per 8-0 e che si avvia di fatto a riposare nella seconda gara, con la Calabria che entrerà in gioco contro la Puglia, differenza della categoria Under 15, dove invece la Puglia ha vinto di misura 4-3 contro la Lombardia. Adesso in qualche maniera Boccuni riesce a mantenere il possesso per i pugliesi, attende la Lombardia con Petronella che ne ha due addosso, Petronella la perde, il contropiede ancora, cerca con il tocco sotto Matteo Secchi di superare Lanzolla, c'era anche tutto solo a destra Tommaso Guida, libero per essere servito, ha cercato la gioia personale, ha cercato la tripletta di fatto Matteo Secchi, che è già andato 2 volte a segno. Rientra Di Martino che ha colpito un palo su tiro libero nel corso del primo tempo. C'è un momento allora di pausa perché ci ha messo anche la faccia di fatto Lanzolla, portiere della Puglia. Gli arbitri si sincerano delle condizioni dell'estremo difensore con la maglia numero 12 dei pugliesi. Siamo all'8° della ripresa, 8-0 il punteggio a favore della Lombardia, che rimette in gioco con Milani. Si va dietro da Tommaso Guida, largo a destra, riceve bene Matteo Secchi, la chiama e la fa sua Lanzolla. Che la lascia poi lì su Boccuni, che si ingaggiano il duello in velocità, Polignano e Tommaso Guida. Esce Stefano Secchi, è già rimesso in gioco per i suoi. Attenzione adesso a Matteo Secchi che rischia di scivolare su questo pallone, lo perde Polignano, ci mette le mani e in 2 tempi Secchi la blocca, la tiene lì. A 11:20 dalla fine, sempre 8-0 per la Lombardia, che nella ripresa ha segnato un gol solo fin qui con Medici, 4 gol per lui, si porterà sicuramente il pallone a casa. Medici che adesso è in panchina a rifiatare. Chiaramente vanno anche dosate le energie con tanti incontri previsti in
pochi giorni. Sul punteggio di 8-0 ovviamente mister Carlo Magno dà spazio, dà riposo al suo pivot. Polignano all'impostazione, Boccuni rischia qualcosa qui, Petronella, pallone si perde fuori. E la rimessa in gioco, c'è Lanzolla, pressalto adesso la Lombardia, non vuole far ragionare o eventualmente far mettere il quinto di movimento alla Puglia. Maniscalco, quindi Polignano, ancora Maniscalco, quindi Boccuni, l'anticipo secco e scappa via in contropiede, poi viene colpito anche l'arbitro dal rilancio di Lanzolla. Comunque procede ora con una fase chiaramente di stanca, il punteggio fa da padrone, l'8-0 in favore della Lombardia quando ci avviciniamo alla metà della ripresa. 9,50 sul cronometro, cerca Milani questo numero, poi con Agrello si ostacolano di fatto a vicenda e la rimessa è per la Puglia già battuta. Pallone dentro per Maniscalco, che ha avuto un buon impatto secondo me nel match. Ancora Maniscalco, giocatore del Futsal Bitonto. Petronella allarga per Boccuni, pallone ancora per Maniscalco, fermato qui da Milani che riparte in contropiede, la fa scorrere poi Di Martino ma non la trova più. 10:25 nel corso della ripresa, abbiamo superato la metà del secondo tempo. Lombardia che si avvia a prendere i primi 3 punti salvo chiaramente dei clamorosi ribaltamenti. Avanti 8-0 la compagine lombarda. Puglia che ci prova però ancora con Polignano, fa fuori 2 avversari, cerca anche di superare il terzo, scarico su Petronella che con un tunnel cerca di andare avanti, ma in qualche modo la difesa della Lombardia chiude e ritorna in possesso della sfera. La chiusura ancora di Polignano che cerca di impegnarsi, pallone fuori. Milani per Matteo Secchi, Di Martino allarga forse un po' troppo forte, ma Agrello la riesce comunque a controllare con calma il possesso della Lombardia che cerca ora l'imbucata. La chiusura della Puglia che riparte con Boccuni, c'era a sinistra tutto solo Maniscalco libero di ricevere, ignorato dal 6 che è andato alla conclusione. Ancora Boccuni che lascia l'incarico della battuta a Polignano, scarico in angolo per Petronella che va via, ancora Petronella bravissimo ad uscire qui dai pali, ancora Stefano Secchi. Gran numero ancora di Milani che nello spazio in un fazzoletto va via con un gran controllo. Poi pallone che ritorna in possesso dei pugliesi. Di Mola, Maniscalco fermato da Di Martino che gli porta via il pallone e cerca di scappare in contropiede. Di Mola rischia con un calcio da dietro, però rimane, attenzione, a terra anche Maniscalco che si tocca il polso destro. Speriamo assolutamente nulla di grave per il numero 11 della Puglia. Gioco allora che si interrompe, 7:54 alla fine del match, 8-0 Lombardia. Applausi per Maniscalco che si rialza, si tocca ancora il polso destro, ma penso sia assolutamente in grado di continuare a giocare. Vedremo se ci sarà o meno la sostituzione.
No, si riprende con un pallone scodellato per la Puglia e proprio Maniscalco ha toccato indietro per Boccuni. Eccolo qui ancora il numero 6, palla dentro sempre per Maniscalco che la perde però sull'attacco di Agrello che scappa via in banda mancina. Poi Boccuni che sbarra la strada al numero 2 avversario, rimessa dal fondo per Lanzolla. 7:35 alla fine, Lombardia in assoluto controllo del match, stacca Secchi, la mette fuori proprio sotto la nostra postazione. Boccuni allarga per Rosato, ancora Boccuni, Petronella rientra sul mancino, in qualche modo da terra prova a mantenere il possesso, c'è però il fallo dello stesso Petronella, terzo commesso dalla Puglia nel corso della ripresa, uno solo commesso invece dalla Lombardia al 13° minuto che scocca in questo istante. Secchi, Lo Russo, Matteo Secchi, Lo Russo ancora, lob, indirizzo di Matteo Secchi che la lascia scorrere dopo il liscio di Rosato che lo ferma comunque in calcio d'angolo. Fuori Petronella, rientra Colamaria, angolo per la Lombardia. Vede sempre più vicini i primi 3 punti della sua competizione, campionato categoria Under 17 e seconda giornata che fin qui si profila tra Puglia e Calabria, tra Calabria e Puglia. Domani qui al Polivalente di Lazzaro, pardon. Le ore 11:30. Fa buona guardia ancora qui la difesa lombarda. Ed è di nuovo portiere di movimento per la Puglia che cerca chiaramente il gol della bandiera. Baccaro per Rosato, in banda per questo tentativo doppio che non riesce a indirizzarlo verso lo specchio né Colamaria né Di Mola dopo l'assist in mezzo messo da Polignano. Si gioca quasi sempre nel tentativo di servire proprio lì nell'angolo Polignano. Baccaro allarga per Di Mola che va a calciare, vola Secchi e toglie dalla disponibilità il pallone per Baccaro, poi Di Mola ancora se la alza, va a calciare Secchi, allora prova la gioia personale dalla propria area, chiude tutto Baccaro senza affanno. Rosato allora per Baccaro, dentro per Di Mola, il pallone è recuperato solo per un attimo da Lo Russo, ancora Baccaro, ancora Rosato, Di Mola, Baccaro si fa vedere, riceve Polignano, pallone recuperato da Di Martino, porta vuota Di Martino, apre troppo il giro, pallone sul fondo, rientra Lanzolla che rimetterà in gioco lì dove c'è Rosato, attende la Lombardia, chiaramente non ha fretta di accelerare le operazioni, forte degli 8 gol di vantaggio quando mancano 5 minuti alla fine del match, 3 punti che viaggiano in direzione Lombardia appunto. Con una Puglia ci ha provato comunque fino all'ultimo con grande onore, palla dentro per Polignano, scappa via, non riesce a trovarla più ed è time out allora richiesto dalla Lombardia a 4:40 dalla fine del match sull'8-0 proprio in favore dei ragazzi di mister Simone Carlomagno.
E chiaramente vediamo lo sconforto sul volto dei bravi ragazzi pugliesi, che oggi non hanno iniziato chiaramente nel migliore dei modi il torneo delle regioni categoria Under 17 al cospetto di una Lombardia che ha disputato un incontro perfetto, un primo tempo perfetto, l'8-0 nella fulgida riprova con Medici trascinatore con ben 4 reti, la metà di quelle messe a segno appunto dalla compagine lombarda, che sta per prendersi i primi 3 punti in palio. Al contrario appunto Lombardia che inizia sprombattuto, inizia benissimo il suo percorso. È importante anche in termini di differenza reti cercare di fare il più possibile. Lo stop adesso portato da Polignano, il pallone recuperato dalla Lombardia che si sgancia in contropiede, situazione di 2 contro 1, porta vuota, il tiro vincente da parte di Lorusso che si aggiunge anche lui sul tabellino dei marcatori. Passivo pesante ora per la Puglia, sotto di 9 reti al 16° della ripresa. È Lorusso che è entrato nel tabellino dei marcatori, contropiede ancora una volta da Manuale della Lombardia, agevolato anche dalla situazione di power play della Puglia che ha perso il pallone e ha incassato un'altra rete. Attenzione adesso al pallone che per poco non viene recuperato da Garrone. Rosato allora ricomincia da Baccaro, Colamaria, blocco di Rosato che si apre poi a destra, si va a sinistra però da Baccaro che cerca il centro, ancora Baccaro, ancora Rosato, Di Mola scappa via, ancora però la chiusura della Lombardia che riparte con un altro contropiede, 2 contro 1, Lanzolla in 2 tempi cerca poi di allontanare, fermato Lorusso, dato vicino alla doppietta personale a stretto giro dopo il suo primo gol nel match, il 9° complessivo della Lombardia. 3 minuti 9 secondi alla fine del match. Lombardia che rimane in attesa da Garrone. Ancora la Lombardia che attacca, Garrone, Lorusso si impegna e la tiene anche in campo, vedendo lo spazio che si crea a sinistra, sbaglia però lo stop Garrone. Col pallone che è terminato in fallo laterale, esce Colamaria, è rientrato Longo con la maglia numero 4, Rosato, Boccuni, si fa vedere Di Mola che scatta, viene premiato, pallone lungo di un soffio verso il capitano con la maglia numero 9 della Puglia, che domani dicevamo affronterà la Calabria dopo aver perso questa gara di esordio, sebbene manchino ancora 2 minuti e 20, ma sotto 9-0 chiaramente sembra impensabile una rimonta pugliese. Si va dietro da Stefano Secchi che allarga a destra da Garrone, l'1-2 che non si chiude, poi Di Martino senza Fronzoli va a chiudere lui, mettendo il pallone fuori. Ultimi 2 minuti esatti, siamo al 18°, 9-0 Lombardia. Pallone fuori per Boccuni che alza decisamente troppo la mira. Intanto è ripreso con la Lombardia che è imposta. Di Martino, il taglio verso Lorusso, la chiusura è stata di Polignano. Adesso si fa incontro Di Martino su questo pallone, la riceve, spalle alla porta, l'ultimo tocco credo sia stato il suo, con la chiusura di Boccuni che l'ha messa fuori. Allora Lanzolla va alla rimessa in gioco
Rosato riceve, 100 secondi alla fine. Poi sarà festa per la Lombardia che porta a casa i primi 3 punti. Ancora Polignano cerca di farsi vedere, Rosato non riesce a servirlo, allora si va ancora per vie orizzontali, lo fa adesso Longo, il triangolo non si chiude, esce e allontana Stefano Secchi che ci tiene ovviamente anche lui a mantenere la porta inviolata, ci tiene al clean sheet nella gara d'esordio del Trofeo delle Regioni categoria Under 17. C'è ancora Secchi, eccolo qui, l'avevamo appena chiamato, impegnato da Polignano, apre le mani e si salva in calcio d'angolo. Longo alla battuta, anzi poi lascia l'incombenza a Boccuni. Rosato fuori, libero di ricevere, il pallone è in area, sull'esterno della rete non entra neanche in campo questo pallone. E siamo negli ultimi 60 secondi, ne mancano anzi 40 per l'esattezza. Puglia che domani affronterà la Calabria che ha riposato in questa prima giornata. Ricordiamo che nei mini gironi da 3 passerà solo la prima classificata, quindi una tra Calabria, Lombardia e Puglia avanzerà nella competizione nelle fasi di eliminazione diretta. Al contrario invece nei gironi composti da 4 squadre saranno le prime 2 le qualificate. 20 secondi alla fine, riparte ancora in contropiede Garrone e poi ci mette un piede, anzi si trattava di Lorusso, ci mette un piede Rosato mandando il pallone in calcio d'angolo. La battuta c'è Bedendo che va fuori. Garrone, il blocco di Lorusso, Garrone guadagna il centro, Garrone va a calciare, c'è stata la deviazione di Longo, altro calcio d'angolo. Quando scorrono ormai i titoli di coda sul match che forse già aveva iniziato ad evidenziarli, col 9-0 per la Lombardia a 5 secondi dalla sirena. Lombardia che spinge a caccia del 10° centro, la finta, il tiro non c'è, non arriva, finisce qui. Allora Lombardia batte Puglia per 9-0, Medici assoluto protagonista con 4 gol nel tabellino dei marcatori, Agri sul rigore, Garrone, Lorusso e poi anche da citare la doppietta di Matteo Secchi. Domani la Calabria quindi affronterà la Puglia, Lombardia che riposerà e giocherà poi giorno 27 contro la Calabria. Probabilmente ecco poi si andrà a vedere se la stessa Lombardia in quella gara si giocherà il passaggio del turno, anche in virtù della importante differenza reti con cui ha chiuso la gara d'esordio.